Allora, intanto però, prima cosa, il Don ci vuole dire qualcosa perché porti bene e che qualcuno ci aiuti in questa iniziativa, giusto? Bene, allora, dal momento che mi viene... musica! Allora, quello che posso dire, io faccio una preghiera se non ti dispiace. Se non vi dispiace, sopportate pochi minuti, pochi secondi. Allora, mi vuol dare quella busta lì, ecco, che metto... Intanto io vi ringrazio tutti di essere qua, è bellissimo vedere tanta gente e speriamo di divertirci tanto insieme. È molto gentile. Eccoci qua. Grazie. Aspetta Don. Alle colate. Metto sulla stola. Mi sembra corretto e doveroso. Va bene. No, scusa. Sei il padrone tu? No, il padrone sono quel signore là e quella signora là. Io sono un umile servitore. Della vigna del Signore. Assolutamente sì. Quindi un minuto ragazzi di saluti istituzionali, di preghiera e poi tagliamo il nastro. E poi se mangia e se beve, che poi alla fine è lo scopo del gioco, no? Press. Il terzo tempo. Il famoso terzo tempo. Vai. Il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto il cielo e la terra. O Dio, creatore e padre, che hai affidato la terra e i suoi frutti alle mani dell'uomo, perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza, benedici quanti usufruiranno di questa attività sociale, esercenti e acquirenti di questo servizio. Fa che osservino sempre la giustizia e la carità e così concordano al bene di tutti, lieti di operare per la crescita della società. Dio Padre di bontà, che hai reso ogni uomo responsabile del suo prossimo, perché il fratello aiuti il fratello, manifesti la sua benevolenza a quanti lavorano e lavoreranno in questo luogo e a tutti coloro che entreranno. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi tutti e rimanga per sempre. Amen. Auguri di tutto cuore. E io bire? Va bene. Grazie. Comandante, un saluto. Un saluto, in bocca al lupo a tutti per questo lavoro, a tutti quanti. Grazie. Hermes. Grazie, è un bellissimo momento, è il coronamento di un sogno che Davide e la sua signora hanno finalmente realizzato e non si può altro che augurare ogni felicità, ogni successo a questo personaggio, a tutta la famiglia, a tutto il mondo dello sport che qui oggi vedo rappresentato. Vi vogliamo bene. Grazie. Pippi. No, mia moglie non parla. Coach. No, spero solamente che questo possa essere un luogo dove veramente ci possiamo incontrare un po' fuori dalla palestra, dal palazzetto. Chiaramente sappiamo bene la passione e l'amore che ha la famiglia Mikalic non solamente per il basket ma per tutto lo sport. Questo deve essere veramente un momento e un posto di aggregazione e ci ripromettiamo veramente di trovarci qua per delle serate magari un po' più spensierate che non quelle che ci troviamo tutte le domeniche, va bene? È un grandissimo bocca al lupo. Anche se il contratto non te lo rinnovo, Sindaco. Io voglio semplicemente dire veramente grazie ad Arrigo, a Davide, a Chiara, perché un luogo storico per il comune di Campoformido. Pensiamo che su questi campi hanno passato i loro piedi nomi come la Chiara Cainero, quindi personaggi veramente importanti per il nostro territorio, per la nostra nazione. Non possiamo che essere grati di aver riaperto questo luogo in cui ci auguriamo veramente ci si possa ritrovare in momenti di spensieratezza, di stare insieme allegramente, ma anche pensando a quella che è la comunità di Campoformido e quindi costruendo da qui quello che è tutto il territorio e la comunità di Campoformido insieme a tutte le associazioni che sono presenti sul territorio. Grazie veramente di cuore a voi. Miki, sei anche tu in scadenza di contratto, quindi attento a quello che dici.
Niente, beh, salve. Niente, beh, è un bel posto, speriamo di venire a festeggiare tante vittorie fino alla fine dell'anno. Quindi in bocca al lupo a Davide per questa sua nuova avventura e niente, buon appetito. Il baron di casa, Rigo, come no, dai, tira volo. Poi d'estate vedrete che roba qua fuori, ragazzi. Un applauso per Arrigo, un grande applauso per Arrigo. Per questo posto è tutto suo, noi l'abbiamo solamente messo a posto, però vedrete d'estate che bellezza fuori. Arrigo, sei contento? Contentissimo, grazie a tutti di essere venuti, è un buon assieme. È un buon assieme. Presidente, tanto grazie per me, tanto grazie a tutti voi ragazzi per essere qua. Abbiamo amici della pallavolo, amici delle ragazze, venite ragazze, fatevi vedere, salutate. Abbiamo anche una delegazione della magica squadra del presidente Bernardino. Dove sei, Bernardino? È un mitico. Abbiamo i due volleisti rivali, tanti amici dello sport, i tifosi che sono già al banco giustamente. No, però Press, grazie per essere qua con noi, per me è un onore che sei venuto a tagliare il nastro con noi, per me è anche un segno che sarà un locale fortunato. A te l'ultimo saluto. Beh, io posso solo dire grazie dell'invito, ma Davide è un mito, ci siamo riusciti a conoscere bene in questi anni, abbiamo lavorato bene assieme, abbiamo fatto bellissime cose per lo sport e per la comunità del Friuli Venezia Giulia in generale, ma dell'Udinese in particolare. Davide è una persona di una generosità straordinaria, di un'esuberanza, ma soprattutto è contagioso e questo è importante. È vicino a delle persone altrettanto straordinarie, perché poi è la famiglia quella che ti riesce a sostenere nei momenti veri e nelle scelte vere. E l'aver fatto un'operazione di questo tipo, che è l'operazione del terzo tempo, che è l'unica cosa che noi che giochiamo anche a livello amatoriale ormai con una stampella, alla fine quello che serve davvero è bersi una birra, mangiarsi una pasta asciutta alle ore più disparate, perché il vero problema è che a mezzanotte ti chiudono metà dei locali. Avere un posto dove poter arrivare, stare assieme e sparare 4 monate, scusate il termine, ma questa è la verità, che aiuta, è la cosa più importante. Quindi in bocca al lupo a tutti quanti. Grazie Press. La squadra che sarà qua fino alle 3 di mattina è Alessio là dietro, Consuelo là dietro, Gabriele là dietro, poi ce ne sono un paio in cucina che teniamo. Poi chi c'è? Anche dov'è Marco? Marco è là all'ingresso. Vabbè. Questa è la famiglia che vi accoglierà per bere e mangiare. Direi che siamo pronti per il taglio del nastro. Sindaco, Presidente, a voi. Facciamo una bella foto, mi raccomando. Abbiamo anche le banche che qui ci foraggiano, mi raccomando, banche, foraggiare, sì. Quindi guardate e mettetevi la mano sulla coscienza sempre. È un momento importante. Chiara, Rigo, è tutto per voi questo. Via. Grazie a tutti. E adesso chi si ferma con noi mi fa piacere, perché se magna e se beve. In bocca al lupo a tutti noi, grazie.